La diocesi di Vittorio Veneto si prepara a vivere un momento ecclesiale molto importante. A marzo 2012 avrà luogo il convegno diocesano intitolato Abita la terra e vivi con fede, fortemente voluto dal vescovo Monsignor Corrado Pizziolo. Noi abbiamo chiesto a Don Fabrizio Mariani, vicario della Forania di Vittorio Veneto, di spiegarci da cosa è scaturita l'esigenza del convegno. Il convegno diocesano di questo 2011-2012 è stato pensato in continuità con i convegni del 76, dell'85 e del 96. È quindi un momento di incontro in un cammino di Chiesa che va avanti da parecchi decenni. È stato visto in continuità con il lavoro svolto. Naturalmente parliamo sempre di impegno pastorale, di fatiche pastorali, per fare un po' il punto della nostra situazione della Chiesa locale. Il convegno sarà preceduto nei mesi prossimi da un attento lavoro di riflessione e ricerca all'interno delle parrocchie. La prima fase di preparazione al convegno ha avuto inizio giovedì 15 settembre, con una celebrazione nelle varie foranie della diocesi. La veglia che noi abbiamo celebrato nella chiesa parrocchiale di Salsa è stato il momento ufficiale di inizio di questo convegno. Questo convegno che ha come tema Abita la terra e vivi con fede. Un tema significativo, un tema io direi anche impegnativo, perché ci mette di fronte alla necessità di riflettere sulla nostra presenza di cristiani in questa terra, quindi non in una terra lontana, ma nella nostra terra con le persone, la società, le comunità che sono vicine a noi. Abita la terra, cioè quindi vivi i problemi e la vita degli uomini e delle donne del tuo tempo, però questa abitazione dovrebbe essere connotata da una presenza cristiana. Vivi con fede, cioè vivere con fede prima di tutto è testimoniare con la vita e annunciare il Vangelo di Gesù. Rialzaci laddove siamo caduti. Il Signore ci ha chiamato a vivere qui la nostra fede oggi nel 2011. Testimoniare, annunciare ed educare sono gli obiettivi missionari di questo convegno, che si propone di raggiungere i fedeli a vari livelli, non solo all'interno delle parrocchie, ma anche nelle unità pastorali, nelle foranie, nelle associazioni e nei movimenti. Le diverse realtà saranno chiamate a confrontarsi e mettersi in gioco, con il racconto del proprio vissuto di fede, per maturare insieme una visione più ampia e più profonda di ciò che è la comunione, la corresponsabilità ecclesiale e l'impegno missionario. In cosa consistono i lavori di questa prima fase? La fase 1 è prevista per i mesi di settembre e ottobre. Il lavoro particolare è un lavoro di verifica del quanto è stato svolto in questi ultimi 3 anni. I piani pastorali avevano come punto di riferimento il battesimo, la vita nuova in Gesù. E il lavoro consiste in modo particolare in un lavoro che viene fatto prima a livello di segreterie dei consigli pastorali parrocchiali, e poi la traccia viene discussa e viene approfondita proprio in sede di consiglio pastorale parrocchiale oppure in sede di unità pastorali. Il convegno, anche se non è il luogo formale delle decisioni pastorali, sarà chiamato a offrire anche delle indicazioni operative su questioni essenziali della vita della Chiesa diocesana, a partire dal battesimo per vedere quanto questo ha inciso nelle nostre comunità, in che cosa sono cambiate, se ci sono state delle realtà nuove, delle iniziative, oppure se ci sono state delle fatiche.
ed è una riflessione che deve anche rispettare la verità delle cose. Non ci sono premi per le comunità che hanno lavorato di più o meglio, e come non ci sono castighi per chi non ha fatto niente. È una verifica che dovrebbe essere il più possibile realistica sulla vita, sul momento attuale delle nostre comunità in riferimento agli ultimi 3 anni di lavoro pastorale. Jesus, who will wipe your tears away.